Buongiorno Italia! Può oggi essere realmente un buon giorno? Sì. La cosa interessante, Italia carina e simpatica, è che senza girarci tanto attorno, senza fare eccessivi vittimismi e quant'altro, ho scritto alla ditta produttrice del disco, ossia la Seagate, spiegandogli la situazione, no? Che dentro c'erano tutti i video della Puglia, che sarebbero stati video grezzi che andavano montati per il canale, eccetera, eccetera. E insomma mi ha risposto che in via del tutto eccezionale mi hanno organizzato il ritiro, passano a prendersi il disco e vedono di recuperarmi i dati in camera bianca e tutto quanto, e di farmeli riavere. Quindi non esultiamo troppo presto, però potrebbe sembrare insomma un'ottima idea. Però continuiamo la giornata Singano. Cosa sto facendo? Robe di droga? No, Singano non si droga. Oggi abbiamo fatto le spese pazzerelle, ben 5 euro di cartellone tarocco per carichi sporgenti e relativo cavo che ora io taglierò con la forbice. L'accendino, ti chiedi perché? Singano, stai fumando? No, ho smesso ormai da 2 settimane e passa ormai, ma non ho proprio, a parte smesso, non sento il minimo desiderio, non so se ho da preoccuparmi o cosa. Questo qua serve, attento, aspetta perché c'è anche vento, comunque vabbè, quando tagli un filo, una corda, uno spago, sai che dopo inizia a farti i filetti, si sfila tutto quanto, no? E allora si passa, se il vento lo permette, velocemente con l'accendino così, si gira e poi si schiaccia con le mani, si tirano due imprecazioni giustamente perché è ustionante, poi si ripete l'operazione, nel frattempo si pensano alle imprecazioni successive anche perché inevitabilmente toccherai col dito anche questa parte di accendino, quindi insomma sei già che pensi alla terza serie di imprecazioni e via così con la seconda buttata. Eccolo qua. Adesso semplicemente non devo fare altro che agganciarlo qui in modo che faccia poi una sorta di U o di V, insomma mettila come vuoi. Secondo me è un po' una U perché la V è secca, forse la V quando è in tiro, e poi riagganciarlo qui in modo da appenderlo già da qualche parte. Però no, aspetta, perché Scarosso aveva il bastone, il corno, il rinoceronte. Qua vediamo cosa abbiamo. No, è un po' un casino. Secondo me bisogna mettere prima. Io lo adatterei alla bicicletta, sai, sinceramente, sì. Il calato era poco, porca puttana. Era poco, porca puttana. Troia, cazzo, figa, culo, 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 tette. Merda, tette, merda, tette, merda, sporro di cavallo, chiaro. E altre robe. Io so già che tutto questo comporterà dosi estreme di imprecazioni, questo non tanto per la seccatura di mettere il cartello carichi sporgenti, di fargli tutti i giri con lo spago eccetera, ma è proprio per l'idea del cartello carichi sporgenti, ok? Perché cazzo, non è laterale, è posteriore a un camper, ok? Cioè lo vedi che c'è una cazzo di bicicletta con cazzo di portabici, e soprattutto non è un carico sporgente di 3-4 metri ma di 1 metro, quindi niente. Il discorso che avevo fatto nel video, cos'era? Aspettando fuori, chiusi dall'ospedale con Rousseau e
cos'era quello aspettando seduti fuori dall'ospedale, sì. Aspetta, ora è anche tutto nuovo. Fallo te poi sotto la pioggia con tutto il cartellone sporco, il portabici sporco, unto e grondante. Fallo. Si calma, fallo. Si intende, fai ste robe più volte, anche più volte al giorno. Effettivamente sì, può essere 2 o 3 volte al giorno, tipo anche oggi, no? Cioè già di prima mattina già ho tirato giù la bici perché adesso devo farmi qualche chilometro di commissioni. Prima ne ho fatte anche prima, ne farò probabilmente anche al pomeriggio, anche la sera. Quindi insomma l'Italia, il mondo dei camperisti è un mondo abbastanza veneto e toscano, non so se mi spiego. Oh, guarda un'altra cosa molto semplice e furba per non far correre la roba in armadio. Ganzetti qua. Cioè, ammira un semplice ganzetto da parete biadesivo, li trovi dai China che non costano niente, e praticamente gli alzi la linguetta qua del ganzetto e tac, guarda, lo puoi mettere per fermare le cose che non corrono in giro per l'armadio, no? Ma sì, vedi qua quello che ho messo sotto al Lilly, il Limoca, che in realtà dentro ci sono lacci da scarpe, aghi, fili e quelle cose lì. Se no anche questi altri qua bianchi che ti avevo già fatto vedere in una vecchia puntata. Qui ci ho messo del Bostik, però vedi hanno già il buchetto, quindi eventualmente una vitina corta e da lì non li smuovi più, insomma, ecco. Però vedo che col Bostik tengono. Sì, proprio tutto ho fatto, vedi va che roba? Oggi c'è un caldo pazzesco, così ho deciso di fare le pulizie di fondo sotto al sole e dopo aver finito farsi sta bella passeggiata sempre sotto al sole, giustamente. Siamo a metà novembre, precisamente il 16, me lo ricordo perché domani è il 17, giorno fortunato che ho il nuovo medico. Ciao Natura. Ma fa ancora un caldo incredibile, è assurdo, è una roba pazzesca. Di sera, anzi di notte, fa anche freddino, ok, devi chiuderti in camper e anche chiudere le finestre. Ma di giorno, porca miseria, che afa Italia, non so da te, ma qua a Jesolo, ciao altra natura. Ah sì, un bel aggiornamento, ho contattato l'azienda che produce gli hard disk, no? Se ti ricordi che mi è partito il disco contenente tutti i video, oltre alle foto, vabbè, della Puglia, no? Oh, mi hanno risposto, sostanzialmente hanno detto che in via del tutto eccezionale, cioè della serie con Singano così eccezionale, allora ha scritto appositamente in via del tutto eccezionale, cioè proprio sottointendendo quello, no, che sono un Singano eccezionale. Mi hanno preso in carico l'hard disk, cioè al momento è ancora a casa di Alessia, però mi hanno già creato, diciamo, il ritiro col corriere. Il pacco è già pronto con la sua bella etichettina e quindi adesso aspettiamo che il corriere venga a prenderlo, dopodiché loro lo apriranno in camera bianca, che è una sorta di stanza particolare dove loro staccano i piatti dai dischi. I dischi poi verranno messi in un altro hard disk identico, perché deve essere identico in tutto e per tutto, e lì vedranno di recuperare i dati. Però insomma io conto anche di sì, insomma, ecco, dai, guarda la barchetta e guarda il cocal, che sarebbe il gabbiano. Quindi se un giorno vedrai i video della Puglia, quindi Alberobello, la città di Trulli, il Castel del Monte, poi cos'è che abbiamo visto? Quella città che mi è piaciuta un casino, cos'era? Matera, poi le spiagge caraibiche della Puglia, sai che sarà tutto grazie ai tecnici della Seagate. Sembra un po' una parolaccia, una roba con allusioni sessuali, invece no, è proprio la marca, si chiama così. Natura, di ciao la natura, ciao natura, apprezza la natura. Cioè, no, sta là così, cioè, apprezza, cioè, guarda, bello, guarda, una rondine che non fa primavera, infatti se fine estate, un piccione che ormai è inflazione al mondo, ti trovi dappertutto i piccioni, anche all'estero, in qualsiasi posto, se una roba terribile, i piccioni, se penso dei cinesi, basta, sono stonfo torno al camper. Singano, non mi hai fatto vedere come parte il generatore adesso che te l'hanno sistemato? Marco Cansile, vero? Guarda che belli questi alberi che fanno tipo i pallini, in realtà no, non sono pallini ma sono grappoli di fiori, infiorescenze, guarda che bello, apprezza, infiorescenze.